Buongiorno a tutti ragazzi, buon mercoledì e iniziamo subito con una notizia, come sempre, un po' strana. In effetti, secondo uno studio fisico-matematico, ci sarebbe un'anomalia climatica nella circolazione del vortice polare ancora non ci sta, cioè non si è formata ragazzi rispetto a quando solitamente avviene in questo periodo. In effetti in questo periodo già doveva essere lì. Quindi giustamente voi mi chiedete che cos'è il vortice polare, qualcuno lo saprà, qualcuno no, comunque lo faccio breve. Diciamo che sopra il polo nord ragazzi si forma questo vortice polare che è una struttura ciclonica, è come una vasta area di freddo, cioè di bassa pressione, a cui interno c'è tutta l'aria fredda che si produce continuamente sulla calotta artica. Quindi questo qua provoca, il maltempo che arriva in tutti, i luoghi dell'Italia, dell'Europa, quindi in tutto il mondo manda giustamente questo freddo a delle scappatoie e arriva, che ne so, un'ondata di freddo in Italia, un'ondata di freddo in Francia, quindi questo rotondo bassa pressione, la calotta come la chiamano, è molto importante perché giustamente da freddo contiene tutta l'inverno. Poi avete mai sentito a volte quando splitta, in senso che si divide e poi arrivano delle nevicate eccezionali in Italia? Quello è lo splittamento, cioè la rottura completa, e poi arrivano masse d'aria gelida ovunque, in Francia, in Italia, può capitare ovunque. Questa volta ragazzi questa cappa di freddo ragazzi ancora non si è formata. Allora giustamente, non essendosi formata, adesso ci sarà da aspettarsi tempo strano. In effetti potranno invadere l'Italia, maltempo estremo, giorni e giorni di pioggia, cioè questo è quello che può accadere, perché in effetti non ci sta questa cappa che distribuisce il maltempo un po' per parte, quindi ci saranno stabili correnti in movimento dal Polo Nord verso l'Europa centro-meridionale, con conseguenze rischio di maltempo a ripetizione anche sull'Italia, quindi perché non ci sta una base che dirige il maltempo. Diciamo che questo è come una direzione, un poco in Italia, un poco in Francia, un poco qui, un poco lì, e quindi ci sarà un casino, un caos, in effetti, un caos climatico. Purtroppo fino ad oggi non si è formata ancora. In genere già si doveva formare dal 22 al 26. Già doveva stare presente, questa cappa. Che poi quando split, nel senso che si divide, quindi poi capita che arriva neve dappertutto, si ghiaccia e tutte queste qui, si riforma di nuovo e riparte la stessa cosa. Quindi stesso il ghiaccio fa fare questa calotta. Quando splitta, che si divide, allora si riforma da capo e quindi può arrivare un'altra ondata di gelo, come capita a gennaio, a febbraio. Quindi questa cosa qui, sta cappa come la vogliamo chiamare, scappa via un po' alla volta verso l'Italia, verso la Francia, verso in tutta l'Europa, e dà modo al luogo del maltempo. Quindi mentre qui al Polo Nord, in Italia e nell'Europa ci sta il Polo Nord che si forma questa cappa, nell'altra parte del mondo invece ci sta il Polo Sud che fa la stessa cosa. Quindi che il Polo Nord e il Polo Sud influenzano il clima mondiale. Quindi il Polo Nord si occupa di tutta l'area dell'Europa, l'altra dei paesi Caraibi e di tutto gli altri paesi, quindi è divisa la situazione. Quindi a noi qua a Polo Nord ancora tutt'oggi, che è 28 agosto, non si è formato, quindi è in ritardo. Quindi ci possiamo aspettare che ne so, una settimana di pioggia continua, perché non ci sta nulla che controlla
e allora le correnti oceaniche possono entrare tranquillamente perché non sta nulla che la ferma. In effetti questa calotta, ragazzi, è come se fermasse le correnti oceaniche che provengono da tutti i lati. Se invece non ci sta, ragazzi, allora giustamente le correnti oceaniche che arrivano da tutti i lati passano indisturbate e possono portare anche 10 giorni di pioggia continua in Italia, mentre quando ci sta l'aria, diciamo, la corrente oceanica si raffredda e rimane lì, quindi la blocca lì insieme a lei e poi divide un po', diciamo, un po' in Italia, un po' a sud, diciamo, un po' in Francia, un po' la divide. Poi quando split, ragazzi, arrivano quelle famose ghiacciate, famose nevicate, perché si rompe e si ha questo split, chiamano splittare, in effetti la divisione del vortice polare. Quindi ragazzi, sempre belle notizie comunque. Ci mancava pure questa cosa qui, stiamo a posto, quindi però questa cosa qui è dovuta allo scioglimento dei ghiacciai, partiamo da questo, quindi questa notizia è dovuta ai cambiamenti climatici, quindi siccome i ghiacciai stanno molto sciolti non si è formata questa cupola di freddo, perché giustamente questo in effetti questa cupola è tutto il freddo della calotta polare del nord. Se non fa freddo non si forma e di conseguenza siamo diciamo no invasi, in effetti siamo liberi da tutte le correnti che passano da sopra di lei, cioè correnti oceaniche, può succedere davvero di tutto, ragazzi, quindi diciamo che è come una barriera che ci difende, tutta l'Europa parlo, ci difende dal maltempo estremo e tutto, quindi se manca questa qui, ragazzi, forse un domani potremmo essere soggetti pure tipo uragani, tornado, ste cose così, perché questa cosa che sta lì, ragazzi, mantiene tutto in equilibrio, quindi se manca quella cosa l'equilibrio salta, quindi può succedere davvero di tutto. Quindi come sapete gli uragani e tutte queste cose qui provengono da aria fredda con aria calda e si forma il famoso uragano. Quindi quella cosa che abbiamo noi lì mantiene tutto l'equilibrio, perciò qui i tornado non ci sono, perché è tutto equilibrato. Però in assenza di quella cosa lì può accadere di tutto, ragazzi. Quindi è meglio se si forma, speriamo che a breve si raffreddi un po' la situazione e si formi questa, ma quella è una massa d'aria fredda in effetti che sta ferma sul polo nord e quando arriva il maltempo da fuori, da correnti oceaniche che vengono da fuori, non fa altro che bloccarla lì, la tiene con sé e quindi non va in Italia, in Francia, la tiene per sé e poi un po' alla volta la manda verso l'Italia, verso la Francia, quindi è come un dosatore in effetti, dosa le cose a posto suo. Però se non ci sta, ognuno è libero di fare ciò che vuole, quindi se per puro caso faccia arriva un tornado, un uragano, non ci sta nulla che lo fermi, perché l'uragano passando per lì, tanto per fare un esempio banale, non succede che non succede. Lì c'è solo aria fredda, quindi non può continuare la sua camminata verso i paesi europei, diciamo. Ma se non ci sta, può continuare. Quindi diciamo è come, ciao, grazie, è come avere un blocco che ferma tutto quello che può arrivare in Europa e poi lo distribuisce un po' alla volta. Quindi speriamo che in questi giorni questa, diciamo, questo vortice polare, perché così si chiama, si forma, perché ragazzi in realtà è aria fredda che sta ferma lì, come già ho detto, e non si muove. Poi viene dosata un po' alla volta su tutte le nazioni come l'Europa, la Francia, tanto per dire, questo a livello europeo, quindi è un dosatore di maltempo, diciamo così per essere più per farci capire, diciamo, per essere più comprensibile, perché parlare come parlano questi qua a volte è difficile capire, quindi diciamo ragazzi che questo qui è come mettere un dosatore di mangiare pesciolino, un po' alla volta qui, un po' alla volta qui, un po' alla volta qui, quindi
mantiene l'equilibrio. Se non ci sta l'equilibrio è rotto. Automaticamente può piovere per 10 giorni, può far caldo per 20 giorni, quindi si ha un inverno strano. Non è mai successo, quindi e speriamo che non succede giusto mo. Quindi non è mai capitato che il vortice polare, no, diciamo, già si era formato di solito. Questo è il primo anno che il vortice polare è in ritardo. Di solito c'era sempre stato, ma questo è dovuto ai cambiamenti climatici, ragazzi, perché come ben sapete l'Artico, il Polo Nord, sta tutto sciolto, quindi questa cappa non si è formata perché fa troppo caldo, questo è il problema. Se invece avremmo avuto un'estate un po' più meno intensa, la cappa già stava lì. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, come sempre incominciamo con belle notizie, quasi catastrofiche come al solito, però purtroppo questa è una notizia vera ed è giusto che la persona o tutte le persone lo sappiano, quindi in effetti speriamo che si formi, se no ci potrà essere questo, come dicono loro, maltempo a ripetizione sull'Italia o su altre nazioni, quindi immagino già, vabbè, meglio non pensarci e passare avanti. Ragazzi, buona giornata a tutti e ci sentiamo come sempre al prossimo video.